Salve. L'altro giorno ho postato su YouTube una lezione un po' lunga sui nuraghi, nella quale ho spiegato il significato della parola nuraghe e la funzione, pertanto, dei nuraghi, la quale è una funzione sacra. Essi sono il tempio del dio Sole. Questo è scientificamente inattaccabile. Ho spiegato appunto come si doveva fare dal punto di vista scientifico, che la dedica di questa sacralità dovuta al nuraghe si può riprendere da centinaia, probabilmente migliaia di nuraghi. Io ne ho analizzato centinaia, ma non migliaia. Però se sui 7.000 catalogati, in realtà i nuraghi sono molti di più, ma sui 7.000 catalogati, se prendiamo questi, noi possiamo rilevare che un buon 20% sono dedicati al dio Sole. Però in questa lezione voglio specificare meglio la questione, perché, torno a dire, se interpretato bene il toponimo del luogo dove sta ogni singolo nuraghe, moltissimi toponimi danno proprio la prova lampante che il sito, il monumento in quanto tale, era dedicato proprio alla più alta entità dell'universo, cioè al dio Sole, perché la più alta entità dell'universo, il dio dell'universo, veniva rappresentato proprio icasticamente attraverso il Sole, che era la manifestazione più alta presso gli antichi. Io avevo detto recentemente appunto che nuraghe deve essere sezionato in sillabe, perché tutte le parole vengono sezionate in sillabe se vogliamo capirle dal punto di vista etimologico, visto che le prime parole che apparvero nel Mediterraneo mediante l'Homo sapiens erano tutte sillabiche, e ancora questo è dimostrato nel dizionario sumero e nel dizionario egizio, parole sillabiche. Infatti, se noi sezioniamo sia in sumerico sia in egizio la parola nuraghe o nuraki o nuragi, secondo le pronunzie dei luoghi, abbiamo in sumerico nu creatore, ra fulgido splendente, chi luogo, cioè nuraki, questa è la parola più arcaica che abbiamo in Sardegna, significa letteralmente luogo del creatore fulgido, splendente, perché era ed è il dio Sole. In egizio abbiamo Nuraki. Nu indica il dio del cielo, Ra esattamente il dio, il sole, Ra, il dio Ra, Chi è l'unità esaltata, indica Dio in quanto unità singola ed esaltata al massimo grado. Dunque Nuraki in egizio significò immenso Ra, dio del cielo. Questo è chiaro. E l'altra volta non ho citato due altri nuraghi che mi serviva a citare proprio per strappare il velo delle 1000 menzogne proferite da chi avrebbe dovuto chiudersi la bocca prima di parlare,
Per esempio il nuraghe Losa, famosissimo, no, è al centro Sardegna, figurati chi non ha visitato il nuraghe Losa, uno dei più belli sotto certi punti di vista. Bene, viene interpretato come Losa, sepolcro, perché in Sardegna Losa significa sepolcro. Ma appunto anche la parola losa noi la possiamo analizzare in sillabe grazie al sumerico e abbiamo lu, uomo, sab, shab, scavare, bucare. Pertanto losa significa letteralmente bucca per uomini, cioè la sepoltura degli uomini. Benissimo, ma losa può essere interpretato anche in altro modo, sempre in sumerico. Lu divampare, perché oltre uomo, lu significa anche divampare. Su significa totalità, mondo. Pertanto possiamo tradurre l'osa come totalità fiammeggiante, lu divampare, su mondo, totalità fiammeggiante. Questo ovviamente era semplicemente un epiteto del dio Sole, adorato con i fuochi sulla sua sommità. Ecco, questo significa l'osa. Un altro esempio ce l'abbiamo in Bonassai. Il territorio di Bonassai, vicino a Sassari, accanto al quale c'è la collina di Rumanedda, della quale parlerò fra poco. Allora, Bonassai significò in egizio Buna, Dio che canta all'aurora, cioè al momento dell'aurora. Ash, offerta sacra del fuoco. Può anche significare, Ash significare sito, eccetera, eccetera. Noi interpretiamo Bunashai, Bunash, come sito del Dio che canta all'aurora. Pertanto è sempre dedicato al Dio sommo dell'universo. Ma siccome nel territorio di Bonassai c'è la collina, un'unica collina un po' allungata, chiamata Rumanedda, questa Rumanedda va interpretata. Ce l'abbiamo, l'interpretazione nell'ebraico, Romem, che significa elevato, potente, più accadico Ellu, sacro. Per cui Rumanedda significò altura sacra. Pertanto tra altura e territorio circostante vediamo che ambo i fenomeni sono dedicati al Dio dell'universo, al Dio Sole, per intenderci. Questa è la prima lezione, perché ne devo tenere 7 di lezioni. Seguiranno immediatamente le altre 6, in quanto in Sardegna noi non abbiamo solo il nuraghe come monumento, ma abbiamo anche altri 6 monumenti importantissimi, gli uni e gli altri, dei quali adesso parlerò. La seconda lezione riguarda i gigantini, cioè le tombe dei giganti, chiamate specialmente nel nord Sardegna gigantino, sottinteso relativo ai giganti, insomma, no? Osservate in questa slide la forma tipica del gigantino. Questo è un disegno che riguarda la pluralità dei gigantini. Osservate bene, qua c'è quella che viene chiamata esedra, con questa stele centinata al centro, e questo piccolo foro è una porticina. L'uomo è alto mediamente 3/4 dell'esedra, secondo le esedre, più o meno 3/4 dell'esedra. Come vedete questa porticina è molto bassa,
arriva al massimo alle ginocchia di un uomo, talché un uomo, se vuole entrare lì, deve strisciare. Osservate anche la forma esatta, la silhouette esatta di questa tomba dei giganti, la quale, vista, come dire, dall'altra parte, viene interpretata come testa del dio toro, testa del toro, insomma, una protome taurina. E allora, siccome questa la tomba di giganti venne fatta per ospitare tantissimi morti, evidentemente ospitava tutti i morti del villaggio o perlomeno i più importanti, ecco. Comunque si sono sempre trovati dentro le tombe dei giganti tanti scheletri, per cui non c'era un gigante, c'erano tanti scheletri, tutti immessi da questa porticina che, stando all'interpretazione di tutti, dovrebbe stare praticamente sulla nuca di un toro. Ora, se andassimo con logica, la porticina non dovrebbe stare sulla nuca del toro, ma dovrebbe stare all'opposto, qui nel punto estremo dove ci dovrebbe essere la bocca. Dove c'è la bocca del toro dovrebbe esserci anche l'ingresso e invece questo non accade. Allora, per togliervi da ogni dubbio, noi possiamo interpretare, ed è veramente incredibile e miracoloso questa interpretazione, perché è l'unica che dà ragione un po' a tutti. Possiamo interpretare la silhouette come testa di toro, però capovolgendo la visione e vedendola dal punto di vista esatto, perché questa esedra, questo semicerchio con la porticina piccola piccola, la troviamo sempre esposta a sud-est o a sud. Comunque, certo non in un punto buio. L'esposizione mi sembra del tutto chiara, serviva a illuminare perfettamente l'ingresso della porticina e perciò anche dare un po' di luce dentro, oltre la porticina, per i momenti in cui si tiravano i cadaveri all'interno. Questo mi sembra del tutto ovvio, però l'interpretazione di questa esposizione non basta in relazione all'operazione di immissione dei cadaveri. La esposizione era anche un omaggio al dio Sole. Infatti, se vista a rovescio questa silhouette può essere interpretata come testa di toro, perciò il maschio della situazione, capovolgendola e guardando bene la funzione di questo semicerchio, con questa porticina interpretiamo la sagoma come la sagoma di una partoriente. Questa era la sagoma della Dea Mater Universalis, per intenderci. Bene? Perciò si vede anche appunto dal fatto che questa porticina è così piccola che non può che rappresentare l'ingresso, la vulva, l'ingresso della vagina, il luogo dove entravano i morti, l'ingresso della vagina. Questa Dea Mater Universalis era la stessa che faceva nascere e morire tutti gli esseri umani, la Dea Madre dell'universo, nascere e morire tutti gli esseri umani. Da qui il bisogno di rappresentare la porta in modo veramente piccolo, come un ingresso di vagina, perché questo ingresso doveva esplicitare una credenza che esiste da quando esiste l'uomo.
quella della metempsicosi. Bene, noi non abbiamo il nome della tomba dei giganti, se non al nord Sardegna, dove, guarda caso, è rimasto solamente per la stele centinata, l'Ada, la chiamano l'Ada. Però è chiaro che questo nome, l'Ada, un tempo era riferito, almeno nel nord Sardegna, all'intero monumento, il quale, in onore di quanto ho detto prima, la dea partoriente, può tradursi solamente con l'accadico Waladu, Aladu. Questa U può essere messa o tolta secondo il modo di scrivere degli accadici. Aladu, partorire. Da qui abbiamo anche il cognome Ladu, che era in origine evidentemente un nome di donna, un nome muliebre, chiamata Ladu, proprio Aladu, un tempo doveva essere Aladu, proprio in onore della dea Mater Universalis. Questa è la prova lampante del fatto che le tombe di giganti erano e furono tombe della metempsicosi, tombe della dea Mater Universalis, tombe che effigiavano la dea Mater nel momento di riprendersi i vivi e poi partorirli in un secondo tempo come nuovi nati. Abbiamo anche, questo è nel sud Sardegna, un'altra prova di come si chiamava la tomba dei giganti, perché tutti parlano della tomba dei giganti, così riferirò poi degli altri monumenti ai quali non viene mai dato un nome, e invece un nome ce l'avevano anticamente, e lo ritraviamo tramite i cognomi, perché noi tramite i cognomi riusciamo ad avere mille dimostrazioni e mille prove di come andassero veramente le cose nell'antichità. I cognomi sardi sono estremamente antichi, risalgono a 3, 4, 5, 10.000 anni fa, risalgono, e tutti quanti avevano un significato profondissimo. Moltissimi erano nomi di donna, ma alcuni erano nomi di uomo. Questo è segno che vigeva il matriarcato allora. A Lecce, nel sud di Sardegna, ce l'abbiamo nell'accadico Alum, villaggio più Eccu, Alu più Eccu, un oggetto di culto. Che questo oggetto di culto fosse la tomba dei giganti e proprio si ricava dallo stesso accadico, perché talvolta in accadico le parole venivano capovolte, e infatti abbiamo in accadico Bit Ecu, la casa del culto, letteralmente, la casa del culto, però unificando le frasi, le due parole, Biteku significa sepolcro in accadico, ed è riferito alla tomba dei giganti, mi sembra del tutto ovvio. Biteku, letteralmente dimora del culto, tempio del culto. Perché? Perché tutti i paesani, un tempo, in quell'epoca, in giorni determinati, andavano lì all'apertura di quella vagina per loro importantissima per rendere onore ai loro morti. A Lecci questo significa, questo cognome. In Sardegna quasi tutti i cognomi hanno significati altissimi, però questo ve l'ho voluto dire in ogni modo per dimostrare che tutti i nostri monumenti avevano un nome ben preciso
e lo hanno mantenuto fino a che poi una masnada di professori universitari sembra che abbiano avuto proprio il bisogno estremo di cancellare le nostre memorie e di riprendere tutto da capo arrampicandosi sugli specchi, perché la loro ripresa da capo di ogni questione relativa ai monumenti antichi significa arrampicarsi sugli specchi e inventare cose mai esistite nella storia della civiltà sarda. Questa è la seconda lezione. Nella terza lezione parlo delle Domus de Janas, cosiddette nel sud Sardegna. Nel nord Sardegna vengono dette Domos dessas Fatas, le case delle fate. Vedremo che significa la stessa cosa. Appunto, la tradizione in tutta la Sardegna è che queste Domus de Janas un tempo erano abitate dalle fate, le quali tessevano con i loro telai d'oro, dei vestiti fiabeschi, eccetera, eccetera, e uscivano, specie la notte, ma non solo, insomma per dar fastidio agli uomini, ma non erano malvagie più di tanto. Queste sono un po' le leggende, ce ne sono tante sulle Janas. Vedete un altro tipo di Domus de Janas? Janas. Confronta il latino Diana e anche Janus, il Giano, perché Diana e Giano hanno lo stesso significato. Diana è riferita alla dies Diana, la dea Diana è riferita anticamente, era riferita alla dies al giorno, perché Diana in origine era la dea della luce, era la moglie di Janus, il dio della luce, il dio sole in origine. Poi gli stessi romani si dimenticarono di quel significato e già non sappiamo quello che diventò. E anche Diana la cacciatrice, e Giano il dio bifronte, quello che è in qualche modo è legato alla guerra, eccetera, eccetera. Invece vediamo che Janas e anche Diana deriva dal sumerico di splendere, brillare, an cielo. Dunque le Janas non erano altro che le stelle, che sono innumerevoli. Ecco perché venivano chiamate così, Janas, già anticamente. Le Dianas erano le stelle per antonomasia. Ed ora i nostri miti ce le riportano come verginelle piccolissime, insomma, o anche così piccole, che vengono a stuzzicare gli uomini. Talvolta addirittura li stuzzicano in modo tale che alcuni di loro si presentano in forma adulta e si sposano anche con gli uomini. Sappiamo poi come va a finire. L'Angius, Vittorio Angius, 200 anni fa, le chiamava Bajanas. Nei suoi libri c'è scritto Bajanas, che significa appunto verginelle. Poi io ho dato l'etimologia di Bajanas, viene da Baia, sappiamo dove si trova, presso Pozzuoli, un territorio vulcanico, presso cui si sapeva che nascevano le fave più grandi e più buone d'Italia, da cui Baianas in latino, baiane, che significava cazzone, letteralmente, grosse fave. Già la fava in latino veniva indicata come un altro modo per indicare il membro virile. Le fate invece, la parola fata, mai nessuno è riuscito a trovare l'esatto significato, viene dall'accadico padu, che è un demone indulgente. E infatti sappiamo appunto che le fate
In Sardegna, secondo il mito, erano dei demoni indulgenti verso l'uomo. E va bene fin qui, però dobbiamo trovare il significato esatto di queste Janas, di queste Bajanas. E il significato, andandoci lentamente, passo dopo passo, lo ritroviamo intanto in Conca, nel nord Sardegna. Conca è una cavità, insomma, no? Nel nord Sardegna. E deriva dall'egizio cum, essere giovane, più ka. Ka è l'essenza divina, lo spirito, l'anima. Quindi kunka in origine, in lingua egizia, significò spirito giovane, riferito evidentemente alle fatas, alle janas, riferito a loro. In nuorese le case delle domus de janas le chiamano concheddas. Questo das è una, come dire, una modifica tipicamente sarda della L antica. Ce l'abbiamo nell'accadico. Ellu sacro, concellas anticamente erano esseri sacri, letteralmente, le concheddas, esseri sacri, cioè praticamente i buchi degli esseri sacri. Noi dal Medioevo in poi, con l'arrivo dei preti bizantini, invece sappiamo che moltissime, un'enorme quantità di domus de janas vennero chiamate domus es orco, la casa dell'orco. Perché sappiamo che ai tempi i preti bizantini ebbero il compito, e gli riuscì molto bene, di trasformare tutto il dizionario sacro dei sardi, quello precedente ovviamente alla religione cristiana. Urcu, ce l'avevamo la parola urcu, ma significava luna. Per urcu in Sardegna, è una parola carica questa, per urcu in Sardegna si intendeva la dea luna, cioè la paredra, la compagna del dio sole, Urcu. E invece, guarda un po', ritroviamo Sadome Sorcu non solo per moltissime Domus de Janas, ma anche per molte tombe dei giganti. Noi, i luoghi dove ci sono molte Domus de Janas, una affiancata all'altra, le chiamiamo ancora oggi cimitero. Spiego meglio. Per esempio, a Montessu c'è una necropoli con tante Domus de Janas. Bene, Montessu, se lo vogliamo analizzare, significa letteralmente sepolcro dei morti. Monte non è altro che un traviamento, una modifica paronomastica dell'antico ugaritico motu, che significa morte, più esh, ce l'abbiamo in sumerico, sepolcro. Perciò motesh, da qui Montessu, motesh significò sepolcro dei morti, quello nel territorio di Villa Peruccio, a Montessu. Però ne abbiamo tanti altri con nomi similari. Per esempio a Dorgali abbiamo una zona chiamata Motorra, con vari dolmens. Anche qui da motu, morte, più accadico urru, uru, tetto di casa o di tempio, o sumerico ur, rinchiudere, protezione.
per cui Motorra significava luogo dove si rinchiudevano, proteggevano i morti, Motu. Ad Orroli e a Gergii abbiamo proprio Sumotti, il luogo dove ci sono parecchi domus de Janas, parecchie domus de Janas, chiamato proprio così secondo la moda ugaritica, Sumotti, da ugaritico motu, morte, Sumotti, il luogo dei morti, letteralmente. Tenete conto che da questa parola ugaritica, motu, morte, i preti bizantini, sempre loro, crearono la parola Momotti, l'uomo della morte, lo spirito della morte, quello che fa una paura mortale. Bene, io vi ho detto tutto delle Domus de Janas. Adesso passeremo a un'altra lezione. Questa lezione riguarda i pozzi sacri. Anche questi non hanno mai ricevuto il loro vero nome dell'antichità, in parte perché i preti bizantini ci giocarono parecchio per far sparire tutti questi nomi, ma anche perché le università, i vari glottologi che dovrebbero essere preposti a cercare le radici, le origini della nostra civiltà, esplicarle, farle parlare, non ci sono mai riusciti o non ne hanno avuto mai voglia. Guardate bene la struttura del pozzo sacro, no? La scala che scende dentro un pozzo dove si trova l'acqua. Il pozzo sacro veniva creato nei punti dove c'era un'acqua in genere miracolosa, erano acque bianche, acque miracolose, presso le quali i malati e i credenti andavano a curarsi. Questo è un altro pozzo sacro, è quello di Perfugas. Questo è perfetto, è stato facile proprio crearlo perché questo è fatto di calcare molle. È di una perfezione assoluta il pozzo Predio Canopolo. Questo è il celeberrimo pozzo sacro di Santa Cristina. Se osservate bene la sagoma interna, la sagoma che racchiude il muro, che racchiude il pozzo sacro, vediamo che ha forma di utero, non a caso, no? E ritorniamo anche alla tomba dei giganti. Vedete la scalinata, la foto è stata fatta ortogonalmente, la scalinata che scende nel pozzo, che si trova a perpendicolo sotto questa apertura, sotto l'apertura, sotto questo circolo centrale. Questo è il pozzo sacro di Ballao. Purtroppo molte di queste pietre sono state asportate secondo quello che si vuole intendere come recupero archeologico dell'epoca moderna. Non bisogna più aggiungere niente, anche se tutto attorno i pezzi si trovano. Non bisogna ricostruire il pozzo, bisogna lasciarlo come gli archeologi l'hanno trovato. Ma questo è uno dei più bei pozzi sacri della Sardegna. Dovrebbero andare moltissimi a visitarlo. Pozzo sacro non ha mai avuto nome, eppure c'è là, Cabella, Cambella. Sempre attraverso i cognomi noi riusciamo a capire i significati, perché questi cognomi, torno a dire, erano di estrema importanza, specialmente quando erano riferiti alle donne,
Quando una donna veniva chiamata Cabella, che poi divenne Cambella per corruzione, cioè ci fu l'intromissione di questa M o N che è successa in quasi tutto il Mediterraneo. Primariamente era Cabella, che significa pozzo sacro, Cabu in accadico pozzo, più Ellu sacro, puro. Ecco, ce li abbiamo, veniva dato alle donne questo nome proprio pozzo sacro, per intendere proprio il luogo dove l'uomo avrebbe, il luogo sacro dove l'uomo avrebbe generato le nuove nascite. Pozzo sacro. Poi non parlo della dea delle acque che si chiamava Mamusa, questo sa ce l'abbiamo ancora nel sardo, no? È sempre accadico e non solo, anche sumerico, questa parola. Mamusa, anche in ebraico, Maim, acqua. Mamusa, quella delle acque, in Sardegna sa è un pronome, quella di. Dea delle acque, Mamusa, ed è un cognome. Guardate un po' che meraviglia questo cognome. Una figlia chiamata Dea delle acque, era proprio il massimo onore. Mamone era il dio delle acque, Maim, sempre Mamu, accadico, Mamu è più uno che significa esattamente l'entità immensa, il Dio immenso delle acque. La dea delle acque, secondo le zone, era chiamata anche Lucia, Lusia. Era la dea delle fonti, colei che accumula l'acqua, dal sumerico lu, accumulare, più si, riempire. Perciò riempire, colei che riempie d'acqua, attira l'acqua. E qui abbiamo terminato la lezione sulle fonti, sui pozzi sacri. Ora faccio un'altra breve lezione sulle perdas fittas, cioè le pietre infisse nel terreno, chiamate altrove in Europa menhir. Comunque andiamoci con calma. Quelli che avete visto nella diapositiva, nella slide, si trovano a Prano Mutteddu. Deriva dal babilonese mutellu, nobile, principesco, per cui Prano Mutteddu, piana dei principi, significa questo. Mentre invece i grandi saputoni che sanno trovare il pozzo delle scienze soltanto dentro la lingua sarda o nel latino, ben inteso, Mutteddu, Prano, Mutteddu, il piano del mirtetto. Bene, se voi andate nel territorio di Prano Mutteddu, non troverete un mirto a pagarlo a peso d'oro. Non ce n'è, perché il mirto è una di quelle piante sarde o mediterranee che in Sardegna nascono non dappertutto, ma nascono in boschetti esclusivamente in certi posti, per cui se lì non ce n'è neanche uno, ma non solo lì in un ettaro, lì in migliaia di ettari, perché quel territorio io a piedi l'ho girato tutto. Se non ce n'è in migliaia di ettari vuol dire che il mirto non ha niente a che fare con Prano Mutteddu, significa piano dei principi, la piana dei principi. Evidentemente ogni perda fitta era intestata a un principe, a un capo tribù, o che so io.
Tutto questo, fra l'altro, l'intestazione dei menhir ai grandi capi o cose del genere, lo troviamo anche in parecchi documenti della Mesopotamia. Perdafitta. Non si è mai trovato il nome dessas perdas fitas, eppure esiste. In sumerico si dice kudr, tagliare, in accadico kudurru, tagliato. Guardate bene nella slide, abbiamo la parola sarda scordoclare, slogare, spezzare, scordoclare, pertanto tagliare, anche questo significa. Dove abbiamo la radice di kudurru e sumerica di kudr, incordo, se ci badate bene. È stata un po' modificata nella pronunzia, ma scordoclare significa tagliare a pezzi, come kudurru, tagliato a pezzi. Perché veniva detto tagliato a pezzi? Perché il kudurru nella valle della Mesopotamia, lungo la valle dell'Eufrate principalmente, non si trovano pietre. I kudurru venivano tutti quanti dalle parti alte, quelle che attualmente stanno in Siria, dove c'erano le montagne da cui si riusciva a scolpire il menhir, che poi veniva portato su barconi fino a Babilonia oppure le altre città sumeriche, eccetera. Noi in Sardegna, oltre che nel verbo scordoclare, abbiamo il nome di questo monumento in altri fenomeni. Per esempio in Betilli, che è un toponimo nel territorio di Savali, che non ha altro significato che l'ebraico Betel, che significa Bettilo, ossia la casa di Dio, il Bettilo. Già presso gli ebrei veniva chiamata la casa di Dio, Bet-El, Bet casa, El Dio, il Dio Sole, El, Eli, Elios. Poi abbiamo sempre in accadico Iliannu, albero. Guarda un po' l'albero, se tu lo defraschi, risulta identico alla Assasperdas fitas, il quale a sua volta deriva dall'accadico sempre Ilanu, Dio, deità. Guardate un po', ce l'abbiamo in Sardegna nel toponimo, nel coronimo Perda Iliana, che significa letteralmente la pietra di Ilu, del dio Sole. Pertanto abbiamo, Perda Iliana sappiamo che forma hanno, di menhir. Bene, e allora ne abbiamo a sufficienza di motivi per poter dire che in Sardegna anche il menhir, anche Saperda Fitta, aveva il suo vero nome, secondo le zone. Poi abbiamo un sito particolare dove furono trovate le steli, sempre in menhir, le steli scolpite effigiate da una parte con certe caratteristiche umane, ecco, per intenderci. Anticamente quelle pietre venivano chiamate pietre preziose, infatti perda idocca, no? Significa pietra preziosa, dall'accadico illuccu, prezioso. Sappiamo che la L poi in sardo diventa D, perda idocca.
Ma non basta, perché in Sardegna, le ho spiegato nei miei libri in tante occasioni, che noi avevamo in Sardegna decine di migliaia di menhir. Ora ne abbiamo pochi, i motivi sono semplici, detto fra di noi, che moltissimi menhir che furono scoperti in superficie erano praticamente tutti coricati in base all'editto, all'obbligo che i bizantini, vincendo contro i sardi, contro Ospitone, l'obbligo di abbatterli tutti. Sono tutti abbattuti. Poi col crescerci dell'erba, il soffiar del vento, si sono seppelliti naturalmente. Con la riforma agropastorale in Sardegna ne hanno rivenuto a migliaia, ma migliaia e migliaia, decine di migliaia, però subito li hanno ricoperti perché altrimenti la sovrintendenza avrebbe fatto fallire la riforma agropastorale in Sardegna, figuriamoci. Però aveva, secondo le zone, ricordiamo che in Sardegna c'erano vari dialetti, per cui secondo le zone la perdafitta aveva il suo nome caratteristico. Per esempio, sempre attraverso i cognomi noi riusciamo a trovare questi significati. Abbiamo il cognome Cossiga, molti italiani lo ricordano come un ex presidente della Repubblica. Cossiga, in accadico Cussigu, è stone, una pietra, o veniva chiamata una pietra. Però ce l'abbiamo in Cossigheddu, un altro cognome. Cossigheddu, eddu finale, sempre dall'accadico ellu, puro, prezioso, principalmente sacro. Pertanto Cossigheddu, Cussigo, Cossiga, sappiamo che significa pietra, per cui Cossigheddu, pietra sacra. Guarda un po' che bel cognome. E siccome il menhir, per ovvi motivi, rappresenta il fallo, il membro del membro maschile, allora è chiaro che Cossigheddu indica una pietra pura, cioè sacra. Non a caso già Giovanni Lilliu, meno di un secolo fa, ricordava nei suoi libri che lui aveva la notizia ben precisa, documentata, di moltissime donne che, specialmente nel centro Sardegna, andavano presso i menhir per sfregare la loro natura muliebre al fine di ottenere figli, per impetrare da Dio la nascita dei figli. Cioè cercavano quasi un ingravidamento sacro nel fregare la vulva sul menhir. Pertanto da lì nacque appunto il cognome Cossigheddu, che era nome maschile, come Cossiga. Bene, anche Rana, guarda un po', questo Rana cognome sempre, ce lo ritroviamo in sardo e in italiano. Deriva dal sumerico Ra, puro, limpido, sacro, più Na, stele, pietra. Quindi Rana significò anche in Italia pietra sacra, pietra santa. Non a caso in Italia abbiamo alcune località chiamate Pietra Santa. Va bene? Pietra Santa. In Sardegna abbiamo di questo Rana, abbiamo quello che sembra un diminutivo, Ranedda, Ragnedda, sempre cognome, badate bene, che appunto, come già sappiamo da Ellu, significò rana pietrasanta, più edda, proprio
come dire, è un accrescitivo della sacralità. Pietra santa santa, 2 volte santa. Poi abbiamo il cognome Saccheddu. Sempre questo cognome è riferito ai menhir, dall'accadico Sakhu, un tipo di pietra, come Cossigano, un tipo di pietra, più Ellu puro, Sakhu più Ellu, Sacchellu, un tempo. Poi Saccheddu, pietra sacra. Guardate quanti cognomi: Cossiga, Cossigheddu, Rana, Ranedda, Ragnedda, Saccheddu, eccetera. Quanti cognomi rappresentano il nome della pergafitta, del quale oggi abbiamo perduto il significato, la chiamiamo genericamente pergafitta, cioè pietra infissa nel terreno. Bene, io ho terminato questa lezione. La sesta lezione riguarda i circoli solari. Vedete in questa slide una donna che si mette al centro del circolo solare per ricevere i benefici che si suppone arrivino dall'energia della Terra, perché i circoli solari, né più né meno come tutti gli altri monumenti della Sardegna, venivano eretti in luoghi che lo sciamano e comunque i sacerdoti sceglievano per la loro sacralità, perché emanavano delle energie particolari. Ecco perché questa si è messa qui al centro, nel tentativo di rigenerarsi in qualche modo. I circoli solari in Sardegna ne abbiamo a bizzeffe. Per esempio, ecco qua intanto osservate questa tomba di giganti che abbiamo già visto, oltre alla sua esedra, il semicerchio che indica l'apertura delle gambe per ricevere il seme del dio Sole e per partorire. Oltre a questo noi abbiamo al centro, come vedete, un circolo solare. Ma di circoli solari, torno a dire, in Sardegna siamo pieni, dappertutto. Ce n'è per esempio uno sopra un circolo solare meraviglioso, sopra Fontanabona, cioè la caserma forestale di Fontanabona, a 1100 metri d'altezza nel valico che guarda verso Mamoiava. C'è un circolo solare meraviglioso, però poi ne posso citare a bizzeffe, però ecco, uno che mi ha impressionato si trova a Campodeu, nel sopramonte di Orgosolo. Sì, quello di Orgosolo, appartiene a Orgosolo. Campodeu, dove c'è un circolo solare dal diametro enorme. Però se voi andate a Prano Muteddu, in territorio di Goni, troverete che è pieno di circoli solari, ce ne sono a decine. Badate bene, anche il circolo solare, noi lo chiamiamo così ora, no? Interpretando che appunto riguardasse il dio Sole. Certo, sono tutti dei cerchi, e non hanno nessun altro significato che rappresentare la circolarità del Sole, cioè la circolarità perfetta del Sole. La parola si è persa in Sardegna, perlomeno riferita ai circoli solari, che è un'invenzione moderna. Però un tempo ce l'avevano, i circoli solari, il loro nome ce l'avevano, e lo vediamo
Per esempio a Sassari abbiamo la parola cecciu, che deriva dall'egizio Ka, esattamente scritto Q più A, questa A col puntino sopra che secondo le apofonie si può dire, secondo le zone, insomma, secondo i modi, secondo le zone, si trasforma in A, in E e in I. Noi lo usiamo in questo caso col significato di E, con la pronunzia E. C'è, che significa forma, maniera, stato, condizione, più hu, che ora in sassarese pronunziamo ciu, era uno dei 14 kau di Ra. Kau è plurale di Ka. Ka è l'essenza spirituale, no? Era l'essenza spirituale degli uomini, eccetera. Però anche il dio Sole aveva le sue essenze spirituali, ne aveva 14. Una di queste era la sua circolarità, il Ka di Ra, il cerchio, Cecciu. Però, per essere più chiari, vediamo anche sempre a Sassari, Ziru Ingiriu, che lo ritroviamo, guarda un po', in greco, gyros, giro, cerchio. E anche qua lo ritroviamo come base etimologica nell'egizio Hu, che era, come abbiamo visto, uno dei 14 kau di Ra, più Rui, viaggio. Allora, gyro da Hurui significò inizialmente forma circolare del viaggio di Ra. Ra che fa un viaggio circolare nell'universo intorno alla Terra e si ripresenta all'alba ogni mattina. Questo significa gyros in greco, ziru in sardo e hurui in egiziano. Non basta. E ritorniamo ai cognomi, perché soltanto i cognomi hanno mantenuto per migliaia, per decine di migliaia d'anni, l'arcaico significato originario, che in questo caso veniva dato come nome personale a una donna. Veniva chiamata Zirone o Girone, guardate bene, che attualmente potrebbe sembrare in italiano girone, grande giro. Guarda caso, i famosi gironi dell'inferno, e non solo, descritti da Dante nella Divina Commedia, i grandi giri, gironi. Bene, ce l'abbiamo questo zirone o girone, nel sassarese ziru ingiriu, nel sardo gyros, e poi lo ritroviamo scomposto sempre in sillabe nell'egizio Hu, uno dei 14 kau di Ra, Rui, viaggio, Hurui Nu, il dio del cielo, the sky god. Quindi Hurui Nu, da cui girone, zirone, significò in origine Ka, cioè l'essenza spirituale del viaggio di Ra, o cerchio perfetto di Ra, Zirone. Badate bene che nel mio libro della flora ho spiegato che parecchi nomi di flora, a iniziare da parecchi nomi di uve, di vitigni, avevano tutti nomi sacri, riferiti alla sacralità del Dio dell'universo o della sua paredra, della Madonna. E infatti non a caso girone, zirone, nel nord Sardegna si intende quell'uva, quel vitigno che nel sud Sardegna viene chiamato alla catalana girò, che significa appunto questo,
cerchio perfetto di Ra. Guardate quant'era prezioso questo nome per essere dato anche a un vitigno, a un'uva. Infatti non a caso il vino Girò è uno dei migliori della Sardegna, chiamato appunto nel nord Zirone. Fanno il vino chiamato Zirone. Io ho terminato la mia sesta lezione. Come vedete, tutti i monumenti avevano anticamente un nome, che poi sono spariti per la volontà dei monaci bizantini e anche nell'epoca moderna, perché i nostri studiosi non si sono voluti applicare come si deve allo studio dei 7 monumenti della Sardegna. Il settimo monumento è lo Zikkurat. Mi riferisco a quello di Monte d'Accoldi. Sì, devo dire la verità, anch'io penso che quello di Monte d'Accoldi fosse un primitivo Zikkurat e lo vedremo dalle prove linguistiche che ora darò. Non si spiega diversamente. Era probabilmente più antico degli Zikkurat della Mesopotamia, ma questo lo lasciamo dire agli archeologi, quali sono in forte dubbio sulla questione. Intanto dobbiamo ricondurci alla parola originaria, quella accadica. Loro dicevano Zikkurratu, però come dicevo, come ho detto in un'altra di queste lezioni, Zikkurratu, siccome in accadico le parole erano già tutte agglutinate, bisogna per capire disagglutinare in sillabe, nelle sillabe sumeriche per intenderci, questa parola Zikkurratu, e ce l'abbiamo nel sumerico Zi, soffio vitale, Kur, montagna, altura, Ra, puro, Tu, incantesimo o cerimonia sacra. Per cui Zikkurratu significò letteralmente montagna della cerimonia sacra riferita al soffio vitale, insomma, no? È un po' difficile anche renderlo, si può rendere in vari modi. Soffio vitale della montagna pura dove si producono gli incantesimi, cioè le cerimonie, quelle che ora chiamiamo le messe, e cosa del genere. Ognuno lo veda a suo modo. Però il significato di Zikkurratu è questo che io ho dato, Zikkurratu. Badate bene che questi monumenti erano di estrema importanza già da allora, perché questo significato di sacro ce l'abbiamo anche in un'altra parola accadica, sacro, da cui l'italiano sacro, sacrum in latino, va bene? Che significa, inizialmente significò elevato, alto, e ritorniamo agli Zikkurat. Sappiamo che tutte le alture, su moltissime alture, su tutte le alture dove si poteva, gli antichi e anche gli ebrei elevavano qualche stele, qualche cosa, qualche monumento sacro, perché le alture erano tutte quante sacre per antonomasia. Per cui la parola sacro, italiana sacro, deriva dall'accadico sacru, alto, elevato, punto e basta. Però badate bene, la parola, questo significato zikkurratu, sacro, eccetera, era così importante da aver dato anche il nome allo zucchero, che in sassarese viene chiamato zuccaru, nel campidanese meridionale zucru. Guarda caso,
sacro, zucchero. Abbiamo l'apofonia da A a U, ma è la stessa cosa. Cioè questo dolce estremo, che in origine era tipico del miele, che già l'uomo paleozoico ovviamente conosceva, questo valore di somma dolcezza veniva considerato già da allora sacro, perciò lo zucchero è un elemento sacro per antonomasia, anche se sappiamo che oggi fa più male che bene. E non basta. Ci fermiamo sempre a ziccurrattu, alla coso, agli ziccurati, insomma, perché noi abbiamo quel nome lì, anche in Sardegna, nel cognome, guarda un po', sempre nei cognomi, nel cognome Zucca e nel cognome Zuccareddu e anche nel cognome Zoccheddu. Bene, tutti e tre sono riferiti alla sacralità dello ziccurat. Zucca è una semplificazione, dall'egizio thu, portare in alto, sollevare, più ka, sostanza spirituale, lo sappiamo già. Perciò altura della sostanza spirituale, cioè altura dove sosta Dio, il Dio dell'universo. Questo significa zucca, ed è facile capirlo pure perché una madre non poteva dare il nome zucca a propria figlia o al proprio figlio, il nome di un ortaggio. Non aveva nessun senso. Nessun senso. È chiaro che se dava quel nome estremamente bello, lo doveva dare perché zucca aveva un valore spirituale altissimo. Zuccareddu, oltre questo zucca che abbiamo già visto, ha l'accadico ellu, sempre sacro, e significa anche alto. Pertanto Zuccarellu, in antichità Zuccarellu, significò colei che, sottinteso, eleva alla sacralità, Zuccarellu. Questo era un nome muliebre, favoloso. E poi abbiamo la variante Zoccheddu, Zuccheddu. Zucca, l'abbiamo già visto, più ellu, sacro, pertanto sostanza spirituale che porta in alto alla sacralità, letteralmente, Zoccheddu. E io ho terminato anche la 7ª lezione. Grazie.